sembrare quasi un tema scontato, ma a sentire dai racconti di qualche mio amico professore, proprio così non è. Ecco quindi perché oggi ho scelto di affrontare il tema del galateo della didattica a distanza. Ormai sono passati tanti mesi da quando è iniziata e per i più fortunati c'è stato già anche un rientro in classe, ma la DAD è tutt'altro che un gioco. Quindi vediamo assieme alcuni comportamenti da ricordare nella didattica a distanza, che poi in fondo vanno bene un po' per tutti, dato che continuano le riunioni virtuali o comunque lo smart working. Iniziamo dalla puntualità. Se arrivi in ritardo, non attivare il microfono, ma scrivi magari in chat che sei arrivato. Evitiamo poi di registrarci con qualche strano nickname, ma cerchiamo di essere riconoscibili. Io ad esempio con il mio nome a volte mi basta semplicemente il nome, perché Giulia Maria è difficile che in qualsiasi classe virtuale ce ne siano due, ma se ci chiamiamo con dei nomi abbastanza comuni o comunque nomi non composti, è meglio utilizzare anche possibilmente il cognome o comunque almeno una lettera del cognome, in modo tale da essere riconoscibili. Microfono e webcam. Allora, uno sì, l'altro no. Webcam sempre accesa, microfono sempre spento, quindi quando finisce magari i saluti iniziali o l'appello, spegniamo il microfono e usiamolo solo se siamo interpellati, ad esempio se abbiamo avuto la parola dal docente o seppure veniamo interpellati. Altrimenti per domande magari di approfondimenti o qualcosa di non capito è preferibile usare la chat, oppure anche ci sono dei sistemi dove si può alzare la mano per richiedere la parola. E poi, come ci dobbiamo vestire? Beh, insomma, come se fossimo in classe, quindi evitare naturalmente il pigiama e comunque un abbigliamento composto. E anche nell'essere davanti alla web, il nostro comportamento deve essere più o meno lo stesso, quindi cercare di evitare di fare colazione, fare a merendina sgranocchiando magari qualcosa, sì, va bene magari dell'acqua, però limitiamoci a quello. Qualche scuola ha fatto addirittura delle circolari per delimitare gli ambiti di questo bon ton delle lezioni online. Appunto è scuola a tutti gli effetti, quindi è importante anche non fotografare, magari creare dei video, delle riprese durante le lezioni, perché è uno strumento non consentito, oltre al fatto che il telefonino deve essere tenuto in modalità silenziosa oppure lontano da noi. È importante anche non creare litigi, quindi magari offese nei confronti di qualche compagno, anche qualche scherzetto che non va fatto bene, magari di accendere il microfono se possibile di un altro compagno, oppure di spegnerlo quando parla. Ricordiamoci che insomma dobbiamo essere sempre delle persone cortesi e garbate. Credo sia molto difficile mantenere il concetto di classe in queste condizioni, ma proviamoci magari iniziando proprio dalle buone maniere. Io vi ringrazio e vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Ciao!